branco di ladri a volto scoperto andarono dritti dall'uomo preposto dalla gente per salvaguardare l'interesse della popolazione. Gli offrirono soldi, un mucchio di soldi per coprire anche per con una grande prova di democrazia i cittadini italiani in 27 milioni hanno votato sì per mettere i profitti fuori dalla gestione dell'acqua e l'acqua fuori dal mercato. Non siamo disponibili a vedere un governo tecnico, un governo che non rappresenta nessuno, calpestare la volontà popolare. Siamo qua per ricordare che l'Italia è una democrazia e nella democrazia sono i cittadini che decidono e la sovranità appartiene al popolo. Acqua pubblica, acqua pubblica, acqua pubblica, acqua pubblica. È da oltre un mese che chiediamo che il primo ministro Mario Monti riceva il comitato referendario. Il mio voto va rispettato, acqua pubblica fuori dal mercato. Il mio voto va rispettato, acqua pubblica fuori dal mercato. Fateci avere questo incontro che chiediamo da mesi e come siamo entrati torniamo fuori. Noi dobbiamo rimanere dentro. Perché non c'è. Allora quando arriva per incontrarci usciamo tranquillamente, non c'è problema. La maggioranza dei cittadini italiani si è espressa chiaramente, non esistono altre storie. Acqua pubblica! Acqua pubblica! Acqua pubblica! Acqua pubblica! per risparmiare, vendetti la terra che lascia seccare e vidi la povera gente appassire e i soliti pochi nel loro nuotare. E come una goccia non cambia il mare, un uomo si accorge di essere uguale. E allora in tanti con l'acqua alla gola si unirono forti in una voce sola e grida che l'acqua non può aver padrone, perché di tutti è un bene comune, perché con lei faccio di tutto, lei sta alla base del